Saluti a totus, ben agattaus e ben torraus a Rezettas Antigas. Oggi seus in su sartu de Mamugliada in Bravagia e seus in pari con bore e mele e moi andaus a conosci is Rezettas Antigas suas. Non si da perdai. Saluti a totus, ben agattaus e ben torraus a Rezettas Antigas. Oggi seus arribaus fins a sa Bravagia, seus in Mamugliada e Santa Ricciu beni, seus in pari con Salvatore Bore e Mele. Saluti Bore. Saluto a voi, bene venni. Tutto a posto? Pare io. Intanto, devo chiedere del suo papà de Mamugliada, ma come ti hai cominciato tu a ti interessare dei papà tradizionali e delle ricette? Allora, io lavoro a Rustellerario, quindi eravamo lo a metà anni e poi a un'azienda agricola in fratello mio e abbiamo vino in questa zona, comunque imbottigliamo vino e cose. Poi nulla, io tramite eravamo un panzo, lo zio Romeo, Sergai, tutto il gente che cucinavamo, i cucinavano, insomma mussone, comunque c'erano vari spuntini, sono poi mi sono appassionato, eravamo a questa cosa, vedo che magari questi pranzi comunitari per i sasestas e cose, e quindi mi tenevo un panzia. Se io andavo spesso, non papo imparavo, eravamo a fare una cucina, un po' usata, no? È tradizionale, de Mamugliada. Intanto su Bore, con quale ricetta incarrerau su oggi? Allora, cominciamo a prendere sa brevei. Intanto, gli ingredienti principali sono sa brevei e Pietro Mereu è andato a da Pigai ande un pastori de Mamugliada. Signora Nicco, tanto seus in su sarto de Mamugliada, un luogo bellissimo, c'è una tranquillità, tutto verde, tranquillo, ma in Mamugliada, come in mezza zona della Sardegna, della Barbagia, e te è cambiato negli ultimi anni con questa pastorizia? Ci investe ancora a meta oppure i giovani stanno lavorando sempre per lo spagno in questo settore? No, non eravamo, i giovani non vogliono fare questo mestiere. È un momento 20-30 anni fa in vita entro pastores, cioè entro questa cooperativa dei pastori. Vamos a essere 20 persone, vengono giovani, tra i meus, i de Gianni, de Paus giovani che vogliono fare questo mestiere, giustamente non è un mestiere bello. Cioè, bisogna sacrifici, non si conosce il giorno di Esta, non si conosce il giorno di Pasqua, non si conosce il giorno di Natale. In noi cada dia si lavora. Ma è una cosa che in Mamugliada prima avevo preso una vita dei pastori e ora invece è diventata più sbingiattere, tenete più un suino, sì, è diventata un business. Naramo di due ragioni, bisogna per vinzare sono dei pastori. Cioè la gente è una bella realtà questo di vino, però la pastorizia sta andando a quasi tutte le pastorie hanno quella un po' grande in vita, un po' grande gente strana. Però una rausu che la Sardegna è sempre stata una vita dei pastori, in tutto tutti pastori. Quando cominciano a andare ai pastori cambia l'identità del suo luogo. Per fare un esempio pratico, la Costa Smeralda, fino a 60-70 anni fa, furono i pastori, per appunto baccargius e cravargius. Una volta che hanno cominciato a costruire, che ora hanno Zarzacchera dopo 70 anni, non c'è manco uno dei pastori, tanto è cambiato tutto sul mondo. Non esiste più da rai che fu di questa pastorizia, e quindi cambia tutto l'economia. Pensa tu che potrebbe essere una cosa negativa questa cosa? O invece se evoluzioni porta da sempre più a questo? Oppure secondo voi la Sardegna deve barrare con questa cosa della pastorizia? Poi comunque in Sardegna sono 3 milioni e mezzo di erbesi, poi gravas, porcus e tutto l'altro. Oggi di me ho stato bello un momento prima. La pastorizia si deve arrombare un momento prima. Giustamente le produzioni, cioè i traballi diversi del momento che era prima. Ora va a mungitrice, non si muove più a mano, solamente si muove da terra volta. Però l'evoluzione sta andando in una maniera troppo impressa.
Secondo tu, tu sei di Mamoiata, tra 20 anni come è la stessa situazione? Ci non testa ancora pastori o no? No, credo che sia, dai. Che l'incomincia da essere? Va da essere. Beh, i nostri sono i seguenti sul mestiere nostro, non credo, tenere 20 che in vanno, non credo fra 20 anni che siano i sonsori dai pastori, per forza. Manca questa tecnologia ad aiutare a cambiare questo lavoro. Quando tu, come ti fu questa giornata? Tu a quanti anni si comincia a fare questo pastore? E poi cominciamo a 11 anni. Ho fatto la prima media, sicuramente il babbo tenia degli isos, e mi ha ritirato, a me e a fratello mio, io in quarta elementare addirittura, mi ha ritirato, li servivamo, a babbo tenia un ferrao, e non poteva incostare 1000 a mano, non poteva mantenere questo ferrao, giustamente, non ha ritirato noi. Sì. E abbiamo cominciato a 11 anni, ma udi completamente diverso dai uomini su pastore, tanto si arrumbava die. E arrumbavo, fino a 20 giorni se ne girava a Mamoiata, eppure sto da 3 km dai villa. Noi si costò... Sempre in questo tretto, fusti? No, questo l'abbiamo comprato sul 1987 noi. In fratello mio abbiamo realizzato un sogno di babbo mischino, in Deghizzo, non vi riuscivano a spiegare una pastura a noi, sì. Quindi io, in fratello mio, abbiamo già concato, sul 1987 abbiamo comprato questa pastura, abbiamo spiato da ettari, poi abbiamo spiato il bindi e poi abbiamo spiato il battero. Che siamo andati a 30 ettari e abbiamo realizzato un sogno e viene a subire il babbo mischino, se è morto, un tempo. Abbiamo realizzato questa pastura, non l'abbiamo usata tutti noi, vedi questo muro, si visione, lo abbiamo usato tutti noi, capito? Tutti i spietroni, tutti i montoni di perda, i venire, lo abbiamo usato tutti noi, abbiamo realizzato una bella cosa. E su me, sto convinto, io studiavo, andavo all'università, invece a seguire si diplomato, e se che vengo in me uso ed è giustamente lo devo fare isso se no non stavo io che sono in pensione ma non sono in pensione. I altri ingredienti invece di questa ricetta poi abbiamo un sciacomano di anus e tianello su calivunti. Allora partiamo su sale poi invece un po' di labro di narammuso il sardo peperoncino pilarda questa è tomati passata narammuso e pure esatto subino andà bene. Commenti in senso incarrerato, vorrei incarrerare, commenti in commensa. Allora, questa è proprio una classica trippa. Di solito, questa saprete sapere in tutta la Sardegna, medio in Barbagia si usa da proporre su San Benedetto e su San Benedetto, sul rete, medallolo in arana. Comunque, no, è pure voi, narammo solamente una trippa, proprio... Senso incarrerata con gusto. Due passo? Certo. Cominciamo a laseare. Si deve pizzicare, lasciamo a menuglio, poi proprio andiamo a trippa. Senso del suo pego su del sabreve non si ci vuole a nuda, Savini. No. Usando un'ivori a snau. Questa poi non te la poneresti, sta già in budria, in abbessale e pulire naturalmente dai su pastore in Olanda. Poi noi poi diminuiamo e pudda esatto e abbiamo un classico andiamo su fritto e partiamo gai. La abbiamo un po' andare, poi volevo subire a bello, a noi è una cosa... I stanchetti non funzionano manco ai cipittichetti, andava bene ai cibi. Andava bene qui, dai, 1-2 centimetri su. E tocca ad limpiare bene, perché sa brenti e non... E poi resti un po' brutta, de cose pappai. Certo, vuole pulire bene, sapona bene, comunque. E poi si butti pure, una parte è barra di un po' tosta, quindi si butti prima in abbessale e poi si torna da naramo su cui in umida casolino li naramo noi e poi comunque a cena aggiungiamo su pilarda e le da sapore, su tomati e la abbiamo un po' piccantella, capito? Allora, che sono pulendo me la sea un po', poi l'impariamo su maccherana sea. Menzus. No, dalla sea un po' grassolana pure, tanto poi Bore, ma sa cena per usmana che hai fatto con frusgenti? Ti hai fatto in Sardegna o sei andato in fuori pure? No, sono andato in porta fuori, ma abbiamo motivo tramite naramo su vino, fratello mio, a cucinare, a fare ricette con i sarda,
Ma sta prosmanna che hai fatto? La prosmanna forse c'è i comitati sicuramente, che comunque che mandano pure, è capitato che mi entra persone, magari tra mesi di sera, no? Giustamente noi i solo, ormai in Mazzuana, e cucinano pure isso, e si prepara da su manzano, su manzano isso, a mancare vi. Su manzano si hanno più cose tipo su sambane, si ha questa trippa, questa cosa, e poi a sera si ha mancare la classica pasta, naramo su sabanza de pezza, in vita su sammeda sarebbe abburdito, sarebbe in umido o rusto, comunque in canargoio si preso un ramo sarebbe abburdito. Quindi pure un ramo per tanta gente, naturalmente in una squadra di un panzo i Mazzuane cucinano a Parigi a Mimmi, vogliono da traballo, pensi già i pudda che il Natale vuole dare a meta. Ma mo in vita che si sciri chi fai questa cosa, poi scoglia pure, mancare di zerri, un po' veste sono vago gruso. No, a volte non ho motivo, tipo evento a cucinare, però io sono messo impegnato sul bar. Magari ci sto a me o ando in piacere di dare una mano, però a fare questo pro traballo, però non mi sto passando, e poi magari se non crasa a capo adesso sull'erario, ma provvisori mi grada a galo, quindi a fare galo sull'erario sto passando, però mi sono appassionato, non sono passato a cucina. Beh, su traballo tu esti su zilleri e sono zilleri con notto pure in Mammugliano. Sì, sono zilleri di quest'anno, si teneva prima, aveva aperto babbo, poi l'abbiamo manteso io e fratello mio, poi fratello mio. Aumentamos una seguita azienda agricola e si occupa più della cantina di vino, mentre io mi occupo del bar e comunque tengo il pizzino di lavoro, da mazzo a museremea, capito? Sandro, ora sei secondo il sallo? Sì, allora andiamo a porre il soso, allunghiamo se no. Vabbè, io mi pongo il soso, Calentano vago. Classico soffritto, la allunghiamo su un paese la pose a minuto. E poi magari mi stessa la poi in murgoi, la piace un po' di sapore, questa la lasciamo murgoi, un po' rosolana e la poniamo pure questa. È una cipolla in tre a che la vola, dai, lì sta bene. Siamo a dire non erano i puddarios. A noi mandiamo i puddamè, dai. Poi non li so per desinare, sono le classiche cose di ceria, dai. Sandro, se muoio quindi sta cipolla. E sì. Sallo? Amo, lasciamo andare, non può andare, dai, e che stiamo diretto sulla trippa. La pingiara è abbastanza in manna pure. Starta. No, la pingiara sono rende. Sì, un po' guarda, poi andare da Rabbanza, capito? Poi li scomiamo il subino, ma te la ponere prima, quindi poi dopo, capito, è stato un prato, guardiamo che la prena sa padella, vedi? Amo, sai pure queste. Fringendo bene e andiamo a capire questa trippa. E giovane su de Mammugliata? Si interessa sì, per conto mio. Traballo del Susartu? Per conto mio, cioè, andare a cucinare. Cucinare, ma pure allevamento, allora, traballo in Susartu. In vita pastore giovane, purtroppo, è una vita, non purtroppo, abbiamo puntato forse esploso una ramo a Sarvinza, quindi vado a me da Sarvinza giovane, speravo pure pastore. Ma pastore andiamo su me da manco prima, però io vinto a pastore giovane. Però gente giovane si trovano in campagna vinto a me, capito? Soprattutto in Sarvinza. Ma andiamo a sperare questa cosa, se sesta sono giovane la sanno di solito. Quindi, io sì che vinto gente che si capisce da pure a cucinare, capito? Per i giovani non mancare, San Panzia a me, penso cosa trattiamo sul minore di noi e non avevo imparare a cucinare, a fare le cose, quindi vengono spesso, capito, non sa zona, e imparano, come cada cosa, sono un cambio generazionale. Puoi servire pure a fare parlare i giovani, se no impari a mammutone e tutto canto. Per conto mio, in vita la gioventù è pure barranda, cioè è una vita, per conto mio stiamo bene, queste assegni sono a Nugoro, queste, cioè, si sta bene, dai, Mammugliata andiamo. Comunque, che siamo su sta pure. Tanto si aggiunto sali, però è sapilar da pure. Sì, e comunque questa è una cosa, sa trippa si tira da me da su sale, quindi poi andando a che li pone sa banza e comunque uno sale la salimus, poi si
che ne mantiene s'abbanza, naramos, capito? E sono sapori belli forti questo di questa Sì, sì, è brevei. un sapore abbastanza, dai, però è una cosa che aggrada, come cada cosa, per conto mio, naramos la roba dentro della bestia, è una cosa, magari vuole più stravallo, però quando è stata, poi la mangiano tutti. Intanto binge sapore in mammoiata e punti mangiata a meta. Sì, sì, questa è una bella, Tutto. sì, vado a me da scantinas iscritte, per me da gente che sto a campagna e comunque va giovane e proprio su traballi solo, su capito. Intanto sotto a intro sa pilar lavoro. Ok, ora vogliamo andare un po' e poi casunghiamo su peperoncino, prima li sfumiamo in un po' di vino. Ora vogliamo andare un po'. Intanto su vino puro è vino mammoiatino. Sì, sì, beh, vino negredo, noi se no è... Su bruso e niente una reuso. Sì, sì, su 90 province hanno una vinza si omana posto un medar vinzar de questa granazza, è una Granazza? Questa è una in anaramus uno bianco. Però su prus i naramus si coltiva queste hanno nau solo e ne taglio in nuda, capito? In moi bore porta sa breve e friendi bene. Sì, Che cara fai? naramus queste più o meno a metà di ottura e li possiamo ponere su Sabagna. tomati, sì, li poniamo su un po' di peperoncino, per non esagerare, e poi li poniamo su due salsate di labro, Vago proprio de vrago. per profumare, dai. Che stiamo a banza. Sempre a ogo bruso a manco, Più o meno sì, dai, una... uno di aneddo ai magari così in prima ma sai a tira, da capito, quindi... posso pipireddo come ti fai? giusto, dai, li poniamo su una paio o tre. Ah, bello, Ya siamo su... bello forti. Noi non cundi troppo, capito? Noi si troppo piccante. E poi li poniamo su due salsate Due, di labro, dai, per profumare via, capito? Questa la lasciamo andare, nessi pro... E sta ricetta è fatta, Nareuso? La lasciamo andare pro mezz'ora, un'ora. Comunque sa banza si caffina, non abbiamo diventato una crema, poi la sabira saine, la gustiamo su torra de sale, de peperoncino e gai, e poi si guarda la zungareria, o se no non si che lascia da si cacca bagoi, capito? Tanto su bore? E ta punto Zeusu? Beh, per conto mio, ecco la potutà che spalende che è otta. Sa bagna se ste Se bene. non abbiamo un po' affinare, E ta vai, mi davai sta stai pa vi lascia saltare, che è pronta, se no la lasciamo su un'altra parte, Vabbè. tenaras. Poi minaras, si va a lasciare. Riuscisi che non riusciamo che si poteva fare sta trippa, sta brenti de breveia, tipo sta de su boi. Come testa, da sala va bene. Sa bagna è proprio, si intende di bene su pipiri. Su sapore è meglio su meta de su sapore de sta trippa de boi, di aterusu. E questo, Questa parra da puro pago prusu scuria nareusu de satra. Vero, su colore sono pago sì, e diverso. poi giustamente quando andiamo a lavorare in una bessale, non va da prodotti chimici o il bianca, no? Quindi ora pure per uso, ma non è brutta, è netta. No, non può gusto, è su colore diverso. E su sali puro, come ti via sta narendi, sì, sa brenti da sorbi, E bene. tanto la possiamo mangiare, dai, sì. battiamo un po' di pane. Con su pani è uno ziccheddebino e pronta. Sa brenti de brevei devo cucinare e poi tava eusu. Ma non eravamo uno primo, abbiamo al malloreddo, otto so il subbro di sapere sempre. E intanto poi si può a cucinare i smalloreddu. Anda bene. Pietro, intanto tu sei andato a uno pastori de mammoiata, andi pigai una brevega, uno dei ingredienti della ricetta de oggi è proprio sa brevei. Ma tu, su che mi interessata ai sciri,
Ita sbitarrazza de economia nareusu andare a fatto de sabrevei, ita sbiu tui. Ma intanto in Mamoiada è un'aida che avuto prima ci futi meda pros pastores in Mamoiada e mo ci futi pros gente che come ti esorbiendo te pros a Sabinge e tanta sa produzione di suino. La cosa è che in tutta la Sardegna Serbei e tanto sa pastorizia di sviluppare un sistema che ha arricchito la popolazione e tutto su Narauso. Ma è cambiata a meta, poi ci sono sempre per spago persone che vogliono fare il suo lavoro del suo pastore e il mestiere del suo pastore è cambiato a meta. Vunta barrata sa pago famiglia, se per esempio che va in sa tramuta de su monti a sa pianura o de sa pianura a Simbessi quando torranta. Per esempio, devo un anno fa dopo fatto un documentario e c'è una famiglia di Desulo con i Rlocci che va in ancora sa tramuta de l'acqua ne vince sa Desulo. Ma in Santigo un'aida come te Desulo, quando partianta del monter de su Gennargentu, scudianta bie su Campitano, bie sa zona de su Sulcis, ma ci furono trettusu in cui ci furono 40.000, 50.000 erbesi, tutto varisi, che si dividianta con su zona de su verro, de sonaggius. E tanto questa narausu cuddu tipo sa tramuta cambia ad avere alimentazione dei serbei e tanto sa qualità della pessa, del suo latte e tanto del suo caso. In questi ultimi anni c'è una ricerca de Agris Sardegna, che è questa agenzia narausu scientifica dell'assessorato dell'agricoltura della Sardegna, che ha fatto esperimenti in piste proprio della qualità del suo latte e del suo caso. I animali che vivono in zone e che vanno in una tramuta, che si muovono, che cambiano la serba a secondo del suo periodo, tengono una qualità del suo latte meglio di quella che vanno a strada, per esempio. E in questo caso la ricerca si motiva in Terbasa, poi tamoi in Ogliastra, in Ozzato di Ogliastrino, dove ti vendo in Monter de Dalana, Ortullè e Bidamanna, con i Scravasa, poi cercare di comprendere come mai chi questo elemento, chi questo latte, questa pessa, tanto la qualità della pastura degli animali cambia da avere i proprietari organolettici di questa pessa, del suo caso e del suo latte, che è legata alla longevità, per esempio, del suo zastra. Poi un'altra cosa che io comprendo è nareusu di questa economia della breveca, del suo pegusu, non si ci vuole annuta, nareusu però un'altra cosa, vorrei, tu meis allevamento, i tasbio a livello delle comunità, queste innovazioni pure, e sta aiutando le comunità a nareusu a pone fatto un mellus puro a economia della breveca. No, Narauso è cambiando un pago tutto, poi da primo Narauso in vita scommente in Mamugiada c'è sta ancora, però non è come da primo, poi da noi la gente si impegna ad avere un altro traballo, manca chi tiene dei bestiamini va ad avere un altro traballo, ma in Santigo quando vai a Sadondimenta, quando ti si canta su Pilua, a Serbei, fuori in Tammigus e fuori in parentesi che arrivano a tondi serbesi. E invece se noi in tutta la Sardegna girano i primi che vanno arrivare sono i neozelandesi, poi vanno arrivare i rumeni e ora ci vanno per le squadre del sardo che fanno questo lavoro. Quindi Narausu che è cambiato per i gesti industrializzati, è cambiato per questo sistema di aiuto cambio Narausu. Poi in pisto di questo che vi sto dicendo è vero, cioè Serbei è un animale che appena da oggi, soprattutto in Barbagia, o di cantare sabrente con Susambene, tipo in Nuoro, in Oliena, in Mamugliata, o si va di sabrenti a tipo trippa, o comunque si stintina, si va a tutto, poi non fu l'arnuda di Salana, poi da Endisi, ma solo che per questa cosa c'è avuto un'azienda in Sardegna che ha provato a fare questo spannello fatto con sa Edilana si muttia da quella signora mi pare che sia da De Guspini. Però poi a Savini non esce come ti sia andata, il suo problema è che tocca da comprendere e si può fare. Secondo me con questa tecnologia che c'è in noi
si potete fare un sacco di cose. Solo che sul mondo è cambiando meta, i pastori si punti. È in un mondo sempre preso in difficoltà, è tostata per il pastorio in Araus, per come è andata sul mondo. Quindi funti cercando un metas aziendas, funti cercando per la ore e tutte queste agenzie regionali di aiutare i pastori a fare un prodotto mancai che costi di pruso, sia da pruso di nicchia come ti si narra, ma tu possa arbendi a un prezzo più alto, perché che tu su lati duonas tu conferisci una cosa difficile, ma anche da parlare pago soldi per questa attività di tua. Intanto su Bore è un nauga de più fai i smalloreddu su a introdurre su broru de brevei. I ingredienti di sicuro sta pezza de brevei che ho piccato de su pastori e esatto su ingredienti si califunti. Allora vabbè, sabba, poniamo sabba a bollire, la pezza saberbe, già se ha, su sale, sul malloreddo, su soprattutto de berbe e poi la uniamo in un po' de brabica sia. Noi sa pezza noi la poniamo sabba a bollire, aumentando si che sta pasta, la abbiamo sopra e che abbiamo un po' di brodo, ma per motivo del tempo il brodo è già fatto. Lo teniamo già pronto, è già bollire. Poi sulla stessa pezza, dopo si mette patate e pudda e sul secondo prato e adesso sa pezza è impattata, patata in cappota, mentre la vogliamo muttire. Sul brodo è già bollire, noi possiamo fare solo malloreddo, già salito e cominciamo a scucinare. Andà bene. Smalloreddu su funti siccus, no? Malloreddo sì, questo è un prato e comunque prima torniamo a Sallega e non si chiama nulla, non eravamo delle bestie, hanno già sul brodo, si usava pure solo malloreddo e cose, e poi una cosa pure eravamo scomoda, quindi non poniamo sale sul brodo che l'avevamo già iatto, filtravo da esa pezza, potremmo già gettare solo malloreddo, un quarto d'ora più o meno e poi andiamo a unire su aso e sabrabic. Va bene. Okay. Pensiamo che smalloreddu su diventa un tipico su capo e bascio, non è su questa Sardegna, invece si... No, si usa una meta pure in noi, no, a tua mano se non erano sapori. Si fa in Sì, lo sai, nemmeno sa semina sanziana. Frisco su pure, insomma. Frisco pure, questo spero un sì, il brodo non eravamo mantenere per la ottura, capito? E quindi lo sappiamo sì. Poi, questo prato, la verità è che un po' rivisitato, magari se è tipo risottato, sempre il brodo, uno dentro un po' di burro, sartezza e cose, noi stiamo usando il prato che è una prima, una ramo tradizionale, proprio 8 aumenta la pasta, o l'auso, un dio sento un po' di aso, un po' di brabica per dare il profumo, in questo caso l'abbiamo sposta già sia. E basta, comunque lo lasciamo usare e poi lo assaggia. Sando su Bore, su traballo che fai, sappo compagno che si è accappiato a feste a questa comunità Sì. Sando di sicuro uscisi che li punti feste per d'importo, per nodias da mammoiata. Allora, per noi una delle feste più sentite sicuramente Sant'Antonio a Raseare. A Sant'Antonio a parte religiosa, veste già Su fuoco. Questo è su Sant'Antonio e poi la prima sede sono Mozzones, quindi eravamo a vedere meda impegnati, esci meda a gente, non è meda sentia, capito? Questa è la bruso... Questa sono poi, vabbè, teniamo San Santo, Tutto il santo. San Sebastiano, teniamo Madonna de Su Carmo, poi teniamo Loretta Teso, questa è una crisi in campagna, e di solito sono Benzareso, già è il priore di solito Benzareso, e ne in cui comunque legato a questo mondo un ramo su del coso, e poi teniamo Santo Coso a Damiano, e questo su santuario sempre di fuori della vita, e me da sentivo e me da pure visitato, capito? I smalloreddu su i punti... Per conto mio che sono a buon punto, dai. Adesso allora, che possono, dai, un minuto e sono pronti, che lo potete assaggiare, non calcoliamo già su aso, in questo caso abbiamo un prato per assaggiare tu, però di solito è in abbondanza, e si uno tutto pare mancare in un isterio umano, e poi si sporziona da capire. E su caso pure è de brevei? Su aso è tutto de verbei, capito? Questo è su brabica,
era mangiata l'anno passato, sì. E poi si Siccata quest'anno è fresca. Si può pure tritare, ma la lasciamo su un po'. Vabbè, con i smanu si manca poco. In mano un po' la trittiamo. Comunque, io guardiamo che lo possiamo isolare già, dai. Io sono pronto per lo gustare tue. Facciamo un po' di sappa. A parantaici in bianco. In bianco, in questo caso. Un bello paese, un di susto. Poi lo segui sia a tirare tu. Ah, bello, sovraco puro, intendi? Sì, te ne un bello. Come tu muori casa. Vamo tirare lo solo e lo puoi assaggiare. Lo pago callenti, moi. Beh. Si intende lavori bene del suo brodo. Su caso è saffrabica. Sì, sono ingredienti, un prato non è semplicissimo, però dai, è bello, è a ricco puro, ma che sia semplice. Zanzu bore uso a cabau, alla bene. de cucinare smallore su puru, si uso a sa puntata che viene de a ricetta antiche e non si da perdaisi.